Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Blitz antimafia della polizia contro il clan Mazzei a Catania. Dall'alba 200 agenti hanno eseguito 20 arresti. Ancora una tragedia nel Mediterraneo, si ribalta un barcone, 10 cadaveri recuperati, 48 emigranti tratti in salvo, si cercano almeno 2 dispersi. A Marsala emergenza idrica da più di una settimana, i residenti costretti a rifornirsi con le autobotti privati, i disagi per la rottura di una delle condotte principali. Urne aperte fino alle 15 per la seconda giornata di ballottaggio in 3 comuni siciliani. Ieri crollo dell'affluenza nell'unico capoluogo, Agrigento. Scandalo CEFPAS. Per i magistrati di Caltanissette il deputato regionale Gallo reclutava tramite il suo collaboratore ragazze che poi venivano pagate con contratti di consulenza proprio del centro di formazione. Festa grande a Messina per i 100 anni di Peppino Mazzullo, voce storica del pupazzo più famoso d'Italia, Topo Gigio. Calcio, manca poco all'annuncio ufficiale di Fabio Caserta al Catania per il tecnico calabrese, contratto biennale. Pallanuoto femminile, l'Orizzonte Catania batte Rapallo 16-9 e si aggiudica a gara -1 dei play-off scudetto. E dunque c'è stato un blitz antimafia sin dalle prime luci dell'alba a Catania. La squadra mobile ha eseguito numerosi arresti contro il clan Mazzei, una delle famiglie di Cosa Nostra catanese. Dettagli nel servizio di Desiree Ferlito. 20 arresti a Catania alle prime luci dell'alba. Sono tutti accusati a vario titolo di associazione mafiosa armata, traffico di droga, detenzione di armi e tentato omicidio. Altri 12 indagati sono stati sottoposti a interrogatorio preventivo. Oltre 200 gli agenti impegnati nel blitz antimafia a Catania contro il clan dei Carcagnusi, articolazione della famiglia Mazzei di Cosa Nostra. L'inchiesta, coordinata dalla procura e condotta dalla squadra mobile, ha ricostruito gli assetti e gli affari del clan nel cuore del quartiere San Cristoforo, in particolare nell'area di via Belfiore, il cosiddetto traforo, ritenuta dagli investigatori la base operativa dell'organizzazione. Secondo l'accusa, il sodalizio avrebbe gestito un vasto traffico di cocaina, marijuana, hashish, alimentando non solo le proprie piazze di spaccio, ma anche quelle riconducibili ad altri gruppi criminali. Le indagini hanno inoltre documentato il passaggio delle tradizionali piazze di spaccio alle cosiddette case di spaccio, appartamenti fortificati e videosorvegliati utilizzati per eludere i controlli delle forze dell'ordine. Determinanti anche le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia che hanno consentito di fare luce sugli equilibri interni del clan e sui rapporti con altre cosche del territorio etneo. Tra gli episodi contestati figura anche un tentato omicidio avvenuto nell'agosto del 2024 a Librino ai danni di un uomo imparentato con esponenti del clan Cappello Bonaccorsi. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati ingenti quantitativi di droga e un vero e proprio arsenale composto da Kalashnikov, pistole, fucili, mitragliette Scorpion, silenziatori e migliaia di munizioni. Un patrimonio criminale che, secondo gli investigatori, testimonia la capacità operativa e la pericolosità del gruppo mafioso. Ancora una tragedia nel Mar Mediterraneo, si ribalta un barcone, 10 cadaveri recuperati, ci sarebbero almeno 2 dispersi. Orazio Longo. Non si sa di preciso quanti fossero i migranti a bordo, si parla di una 60, 10 al momento i cadaveri recuperati da una motovedetta della Guardia Costiera, mentre un peschereccio presente in zona avrebbe tratto in salvo 48 persone, dovrebbero essere 2 i dispersi. L'imbarcazione, salpata dalle coste libiche, si è ribaltata in mare a circa 45 miglia a sud-est dall'isola di Malta. In una prima fase era stata seguita dall'autorità SAR competente, poi da quella maltese. Diverse persone sono finite in acqua, altre sarebbero rimaste aggrappate al natante. Ad intervenire nelle operazioni di soccorso e ricerca anche una unità della Guardia Costiera italiana già in mare per attività di istituto intervenuta su richiesta dell'autorità della Valletta. Le operazioni sono ancora in corso, coordinate dall'autorità maltese, ma già il bilancio è pesantissimo per una nuova tragedia del mare che ancora una volta conta morti in cerca di speranza per un Mediterraneo sempre più nero.
A Marsala è emergenza idrica, i residenti costretti a ricorrere alle autobotti, a soffrire soprattutto il centro storico e le strutture ricettive. Sentiamo Davide Sarto. A Marsala è emergenza idrica, una situazione definita da tutti insostenibile. Mai così a lungo Marsala ha vissuto un disagio idrico di questa portata. Tutto questo mentre era stato assicurato che l'acqua sarebbe arrivata nelle abitazioni già da giovedì, ma ancora i rubinetti restano a secco. Le spiegazioni che vengono fornite parlano di bolle d'aria, problemi di pressione o zone servite per ultime. La situazione è definita drammatica dal punto di vista igienico-sanitario, ad essere penalizzato il centro storico della città, dove numerose abitazioni e strutture ricettive continuano a fare affidamento su riserve private e autobotti, una situazione che rischia di avere ripercussioni anche sull'immagine turistica della città nel periodo di maggiore afflusso di visitatori. Tra le testimonianze più significative è quella del titolare di uno dei ristoranti più conosciuti del centro storico, che attraverso un messaggio pubblicato sui social ha annunciato la chiusura del locale per il servizio di pranzo a causa dell'assenza di acqua. La situazione fotografa con chiarezza le difficoltà che stanno vivendo molte attività del territorio, costrette a fare i conti con un servizio essenziale che continua a mancare. Neanche a Lipari, dove i rubinetti sono a secco in alcune zone del principale delle isole delle Eolie, mentre monta la preoccupazione anche qui di albergatori e ristoratori per la stagione estiva. Alcuni residenti hanno fatto ricorso alle autobotti per poter ricevere l'acqua. Ieri sera diversi ristoranti del centro sono rimasti a secco. Imprenditori e cittadini fanno appello al sindaco per trovare soluzioni immediate. E c'è un nuovo schema di truffa agli anziani. La telefonata al malcapitato questa volta arriva non da un carabiniere ma da un sedicente magistrato che chiede a un pensionato di incontrarlo portando oro e preziosi per verificare se siano provento di una rapina avvenuta a Messina. La vittima si è presentata all'incontro ma ha odorato l'inganno e ha avvisato i carabinieri. Il truffatore è stato quindi arrestato con il bottino appena incassato. E oggi di nuovo urne aperte fino alle 15 per la seconda giornata di ballottaggio in 3 comuni siciliani. Sentiamo il servizio di Maglio Viola. Affluenza in calo vertiginoso ad Agrigento alla fine della prima giornata di voto per il ballottaggio che servirà a scegliere il nuovo sindaco della città dei Templi. Alle 23 di domenica 7 giugno avevano votato soltanto il 31% degli aventi diritto. 2 settimane fa, alla stessa ora della domenica, avevano votato già il 46%. Un crollo che sembra confermare il disinteresse al voto, frutto di una mancata indicazione nel centrodestra che conferma a sua volta la profonda spaccatura nella città dei Templi. La sfida è fra il candidato del campo largo proposto da controcorrente Michele Sodano, che ha sfiorato l'elezione al primo turno ma non è riuscito a raggiungere il 40% dei consensi necessari, e il candidato del centrodestra Dino Alogge. L'affluenza tiene invece a Bronte, dove il calo al secondo turno è fisiologico. Nel centro del catanese affluenza al 42,11%, con una diminuzione inferiore ai 6 punti percentuali rispetto al primo turno. Qui se la vedono Giuseppe Castiglione, candidato di Forza Italia appoggiato anche da liste civiche, e Giuseppe Gullotta, civico di centrosinistra, portato da controcorrente di Lavardera anche in questo caso. A Ispica il calo è più consistente, si attesta all'11%, ma con quasi il 37% dei votanti alle urne. Comunque la scelta è fra il candidato civico e ancora una volta un candidato sostenuto da controcorrente. Si tratta di Lucio Miraglie e Serafino Arena. Si vota oggi fino alle 15, poi si procederà subito allo scrutinio e nel tardo pomeriggio o sera al massimo si dovrebbero conoscere i nomi dei 3 nuovi sindaci e si potranno anche conteggiare i premi di maggioranza eventuali e dunque comporre i consigli comunali. Veniamo adesso all'inchiesta CEF-Pass che si colora di luci rosse. Le cosiddette accompagnatrici del deputato venivano pagate con contratti di consulenza proprio del centro di formazione regionale. Luca Cilibetti. E adesso spuntano pure i casting per assumere collaboratrici accompagnatrici del deputato regionale Gallo Afflitto, ovviamente pagate con i soldi del CEF-Pass. La mangiughia senza fine del centro di Caltanissetta, finito nell'inchiesta della Procura, nelle carte pubblicate dal quotidiano La Repubblica, svela nuovi raccapriccianti retroscena sull'utilizzo disinvolto di consulenze e incariche gestite dalla cricca. Sembra che il deputato regionale di Forza Italia, attraverso un suo fidato collaboratore fotografo, avvicinasse giovani con la scusa di allargare la squadra politica, ma in realtà l'intento era molto diverso e le intercettazioni tra i due, con toni anche abbastanza espliciti, confermerebbero altri intenti.
Un'altra inchiesta scuote i palazzi della pubblica amministrazione a Palermo, quella che riguarda l'istituto zooprofilattico. Secondo le indagini, un comitato di natura privatistica avrebbe intercettato fondi europei e regionali per utilizzarli indebitamente per retribuire consulenti vicini ad ambienti politici. Dello stesso giorno del caso del CEFPAS c'è anche la situazione dell'istituto zooprofilattico di Remasa, e nell'ultima finanziaria si è cercato di mettere ancora 250.000 euro sempre per le assunzioni clientelari, quando sappiamo che là dentro è stata assunta anche la cognata di Caruso, ex coordinatore di Forza Italia, ora assessore alla sanità. Un quadro sconfortante, una corruzione sempre più dilagante. La conferma arriva anche dall'ultima fotografia scattata da Libera, che ha tracciato lo stato delle inchieste in Italia nei primi 6 mesi del 2026. In questo quadro allarmante, la Sicilia conquista il triste primato nazionale del malaffare. E si è concluso il primo weekend di mare con le spiagge prese d'assalto dai bagnanti, che hanno fatto anche questa scoperta che andare al mare quest'anno costa un po' più rispetto all'anno scorso. Veronica Barbarino. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Stesso mare ma prezzi diversi. In Sicilia andare al mare quest'anno costa un po' di più. Nel 2026 infatti tra ombrelloni, lettini e abbonamenti si registra un aumento del 4,3% rispetto all'anno precedente. Eppure la Sicilia rimane tra le mete più accessibili rispetto al resto d'Italia. Sulla costa ragusana, ad esempio, il rapporto qualità-prezzo resta competitivo. Per una postazione in prima fila si spendono in media circa 30 euro, a fronte di un mare bandiera blu e servizi sempre più curati. Io tutta la vita Lido, amo la comodità di non dovermi portare nulla da casa, la comodità del lettino, il servizio istolo come quando vuoi. E per chi vuole risparmiare non manca l'alternativa: spiagge libere, ampie, con docce e servizi a poca distanza, ideali per tutta la famiglia. Noi veniamo da Militello in Val di Catania, il paese di Pippo Baudo. E niente, ci siamo organizzati perché appunto venire qui in questa spiaggia libera, quindi ombrelloni, insomma, sedioline per avere tutte le comodità. Non siamo per il Lido. A volte ci sta il Lido, però siamo più per la spiaggia libera. Non resta quindi che scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze e godersi il meritato relax. E con una mega festa a Bagheria si è conclusa la 3 giorni di festeggiamenti di nozze della pop star Dua Lipa e del neosposo Callum Turner. Per Palermo e Bagheria una grande vetrina internazionale, nonostante i titoli maligni dei tabloidi inglesi. Marco Gullà. It's a little bit funny, this feeling inside. I fuochi d'artificio hanno chiuso la mega e blindatissima festa di Villa Val Guarnera a Bagheria. Dopo il matrimonio di Londra, Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati anche a Villa Val Guarnera. Tra gli ospiti anche Elton John, che ha dedicato una canzone ai due novelli sposi. Festa sigillata, anche se chi abitava vicino alla struttura ha comunque sentito in parte le esibizioni di Dua Lipa. Le polemiche però per alcuni titoli di tabloid inglesi restano. Ieri la presa di posizione della politica e delle istituzioni da Schifani alla galla. Ancora una volta assistiamo al ricorso a uno stereotipo tanto abusato quanto ingiusto, che riduce una terra complessa, moderna e dinamica a una narrazione semplicistica e offensiva, ha detto il sindaco di Palermo. Un matrimonio che però dall'altra parte avrà un ritorno decisamente importante in termini di visibilità e valorizzazione del brand Palermo. Per il capoluogo si tratta di un salto di qualità dell'ingresso ufficiale del ranking delle destinazioni wedding riconosciute a livello mondiale per fascino, qualità, lusso autentico, cultura e patrimonio. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con un'altra star dei vecchi tempi, Topo Gigio. A tra poco. E c'è stata festa grande, anche se senza fuochi d'artificio ed ospiti internazionali, per i 100 anni di Peppino Mazzullo, che è la voce storica del pupazzo più famoso d'Italia, Topo Gigio. Sentiamo Tonino De Mano.
Ma cosa mi dici mai? La voce uguale, la risata identica, l'affetto pure. Peppino Mazzullo, messinese, storica voce di Topo Gigio, dal 1961 ha festeggiato il traguardo dei 100 anni. Lo ha fatto con la simpatia ed il sorriso di sempre, circondato dalla sua gente, nel suo storico palazzo di Santo Stefano di Briga, dove è nato e al quale è sempre rimasto profondamente legato. Ma lascia andare, non drammatizzare, ma strapazzami Dio. Simbolo dell'infanzia e della televisione italiana, con il suo tono di voce accompagnato dai movimenti del famoso pupazzo, ha unito generazioni diverse, strappando applausi e risate a crepapelle. Il sabato del villaggio di Peppino è stato allietato dai tanti presenti, dagli amici di sempre, dall'attore Leo Valli, attuale voce di Topo Gigio, e dal cantautore Franco Fasano. Ricco il buffet, con salumi, formaggi e pane, realizzato con grani particolari della vallata, immancabile la torta, in onore del centenario. Peppino, personaggio che grandi e piccoli conoscono e riconoscono, grazie soprattutto alla celebre frase Cosa mi dici mai? Sì, Peppino, sei centenario, ed allora? E si fa una bella risata. Nuove scoperte nella Valle dei Templi di Agrigento, ripartiti gli scavi sul poggio di San Nicola con studenti e archeologi al lavoro. Davide Sardo. Dalle profondità della Valle dei Templi continuano ad emergere preziose testimonianze del passato. È ripartita la campagna di scavi nell'area dell'antico teatro ellenistico di Akragas, scoperto nel 2016 sul poggio di San Nicola e considerato una delle più importanti scoperte archeologiche degli ultimi anni. Circa 30 studenti provenienti da diversi atenei italiani sono impegnati nell'attività di ricerca sul campo insieme agli archeologi del Parco della Valle dei Templi, ai docenti e ai ricercatori dell'Ateneo Catanese e del Politecnico di Bari. Le indagini si concentrano in particolare nelle zone più alte e più basse del sito, dove gli studiosi stanno ricostruendo le diverse fasi di vita dell'area. Oltre al teatro stiamo scoprendo una serie di testimonianze di età romana, cristiana, tardo-antica e diciamo che il teatro è un elemento centrale di un palinsesto molto più ampio che va dal VI secolo a.C. con le prime testimonianze che troviamo nella parte bassa della cavea fino alle testimonianze di abbandono alla fine dell'VIII inizio IX nella parte alta. Il teatro si conferma il cuore di un grande complesso monumentale collegato all'antica agora. Gli scavi stanno riportando alla luce tracce che attraversano oltre 1000 anni di storia, dall'età greca fino al periodo tardo antico. Un lavoro che aiuterà a comprendere meglio lo sviluppo della città e a far luce sulla vita degli antichi abitanti di Akragas. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva, perché ormai è soltanto questione di ore per l'ingaggio del nuovo tecnico del Catania, Fabio Caserta. A tra poco. Siamo alla pagina sportiva, è atteso ormai per le prossime ore l'annuncio ufficiale di Fabio Caserta al Catania. Il tecnico calabrese firmerà un contratto biennale. Sergio Colosi. Sarà un lunedì intenso l'annuncio dopo riflessioni e confronti. Torna Grella in città, si riunisce il consiglio di amministrazione con i soci pronti ad approvare il programma e si attende l'ufficializzazione di Fabio Caserta sulla panchina del Catania. Scelto per le caratteristiche tecniche e personali, conosce l'ambiente con oltre 100 partite in maglia rossa-azzurra tra Serie A e B, porta esperienza, 2 promozioni in cadetteria con Juve Stabia e Perugia e la recente salvezza dell'Empoli. Ed è di prospettiva per un club per nulla scalfito nelle intenzioni dal secondo fallimento nei play-off. 2 anni di contratto con opzione per il terzo, il ciclo è pronto a partire. L'altro punto fermo è il direttore sportivo Fortunato Varrà, che saluta Napoli con un bagaglio ricco di sogni e ambizioni. Varrà conosce bene Caserta, i due hanno lavorato insieme a Benevento, battuta la concorrenza di De Giorgio, Tomei e Turati. Il modulo è 4-3-3 con un regista in mediana e un obiettivo scontato sul mercato, ringiovanire l'organico condizionato da numerosi infortuni. La differenza poi nelle motivazioni, e il duo Varrà-Caserta dimostra di averne già tante.
Parliamo anche di pallanuoto femminile. L'Orizzonte Catania batte Rapallo 16-9 e si aggiudica gara 1 dei playoff scudetto. Prova corale per le campionesse d'Italia in carica. Tonino De Mana. Nelle occasioni che contano, l'orizzonte c'è. Il 7 catanese batte Rapallo 16-9 e conquista gara 1 delle semifinali playoff scudetto in un palanesima come al solito gremito e festante. Prestazione corale per le campionesse d'Italia che mettono subito le cose in chiaro con una partenza fulminea ed un primo parziale da applausi chiuso con un perentorio 3-0. Vantaggio che incrementa anche nella seconda frazione 3-2 il parziale e che diventa incolmabile nel terzo tempo con un 6-3 che rende ininfluente il finale di gara trasformato quasi in un allenamento. Giustini e compagni tengono botta infatti soltanto nell'ultima frazione 4-4 per il definitivo 16-9. Tante le rossaazzurre a segno durante la sfida con Via Cava miglior marcatrice con 3 reti, 2 gol a testa per Bettini, Tabani, Sevenic e Marletta. Nel tabellino dei marcatori entrano anche Halligan, Sbruzzi, Leone, Gagliardi e Cassarà. Archiviata gara 1 si pensa già alla seconda sfida che si giocherà lunedì 15 giugno alle 19:30 a Rapallo. Eventuale gara 3 sabato 20 giugno alle 19 ancora al Palanesima, circostanza che le terribili ragazze di Martina Miceli faranno di tutto per evitare, cercando di chiudere la pratica direttamente in Liguria. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi lascio adesso alla rassegna stampa e l'informazione torna come sempre alle 14. A tutti una buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.